Buongiorno a tutti, in occasione della giornata dell'oncologia abbiamo il piacere di parlare del cervicocarcinoma e della sua prevenzione. Io sono la dottoressa D'Urso, responsabile ginecologo per lo screening del cervicocarcinoma dell'Alta Padovana. Opero presso l'unità operativa di Cittadella, qui con me c'è il dottor Zanella, in cui ginecologo presso l'unità operativa di Cittadella, che insieme a me e al dottor Mascellino segue appunto lo screening di secondo livello per il cervicocarcinoma. Il carcinoma del collo dell'utero è un tumore virus colorato. Cosa vuol dire? Che nel 99% dei casi è associato e determinato da un'infezione virale, appunto causata dal virus del papillomavirus o virus dell'HPV. Circa l'80% delle donne viene in contatto nella propria vita con questa infezione e per quanto riguarda il carcinoma del collo dell'utero sono stimati un caso ogni 170 donne e in Italia il numero delle forme invasive è progressivamente ridotto nel tempo. Oggi si stima circa 2500-2100 casi l'anno. Il cancro della cervice uterina però rappresenta nel mondo ancora la seconda neoplasia per incidenza al sesso femminile. Esso è infatti un esempio di diseguaglianza sociale. Infatti 2/3 delle morti e 2/3 delle forme invasive si ritrovano in quegli stati, in quei paesi dove lo screening o la vaccinazione non sono adeguatamente applicate. Lo screening cervicale, infatti, e la vaccinazione possono contribuire a ridurre l'incidenza delle forme invasive avanzate, la mortalità, grazie al riconoscimento delle forme prenoplastiche o delle forme invasive iniziali che, se trattate, permettono di garantire un'adeguata sopravvivenza delle pazienti. Cos'è l'HPV? Ve ne accennerò brevemente in quanto il collega poi ne parlerà in maniera più esaustiva. È un virus a DNA, se ne conoscono circa 200 tipi che vengono distinti in due grandi famiglie. La famiglia cosiddetta a basso rischio, di cui più i rappresentanti sono il genotipo 6 e 11, che non sono associati allo sviluppo dei tumori, e la cosiddetta famiglia ad alto rischio, i cui rappresentanti principali sono il 16 e il 18, ma se ne ritrovano anche altri come il 31, il 33, il 45, il 52 e il 58, che invece sono associati allo sviluppo del tumore del cancro dell'utero. Come si trasmette questa infezione? L'infezione è una trasmissione prevalentemente per via sessuale, per contatto diretto pelle-mucosa sia del genitali che del cavo orale. Questo vuol dire che il preservativo non ne permette in realtà una protezione totale. Il 50-80% dei soggetti sessualmente attivi si infetta nel corso della propria vita e molto probabilmente in corso di questa infezione nel 50% dei casi viene in contatto con un gruppo oncogeno. Qual è il problema? L'infezione dell'HPV è fondamentalmente un'infezione asintomatica. A differenza di altre malattie infettive batterico-virale in cui abbiamo una sintomatologia, per esempio nelle donne perdite vaginali, pruriti, bruciori, essa decorrendo in maniera asintomatica non porta la paziente o il paziente ad andare incontro a un controllo medico diretto e quindi può progredire verso eventualmente il cancro. Perché è importante considerare che il carcinoma della cervice uterino è un esito raro di un'infezione frequente. Infatti è stato visto che l'85-90% dei casi dei primi contatti danno incontro alla cosiddetta infezione transiente, cioè un'infezione che in realtà il nostro corpo è capace di controllare. Nel 10-15% dei casi invece va incontro a un'infezione persistente, cioè l'HPV è in grado di integrarsi nel sistema genomico del paziente infetto e quindi determinare dei danni progressivi che poi possono portare nelle cosiddette lesioni di basso grado CIN1 nel 10-20% dei casi o nelle lesioni di alto grado, i cosiddetti CIN2 e CIN3 nel 30-40% dei casi, verso le forme invasive, quindi il cancro. Questa progressione non è una progressione immediata, cioè è stato calcolato che dall'infezione dal primo contatto al cancro invasivo passano anni, 10-15 anni, e questo è un tempo fondamentale perché permette a noi di riuscire a combattere questo virus. Infatti in atto non esiste una cura nei confronti dell'infezione del papillomavirus. Le nostre armi sono rappresentate dalle armi della prevenzione. L'introduzione negli anni 50 del PAP test ha nettamente modificato il binomio HPV-cancro invasivo. Infatti, come accennato, nei paesi dove lo screening e poi la vaccinazione vengono applicati in maniera standardizzata, la mortalità per le forme invasive è progressivamente ridotta grazie proprio al riconoscimento delle forme preneoplastiche e le neoplasie invasive iniziali. Quali
sono le nostre armi? Sono tre fondamentalmente. Il PAP test e l'HPV test di cui vi parlerò io e la vaccinazione di cui vi parlerà il collega. Il PAP test è un test ambulatoriale che la gran parte delle nostre donne eseguono e quindi conoscono, può essere seguito sia in gravidanza e anche nelle pazienti vergini, viene attuato tramite l'introduzione di uno speculum in vagina e quindi tramite una spatolina, un citroblush, il ginecologo, l'operatore sanitario può prelevare le cellule superficiali del collo dell'utero e quindi eseguire uno striscio su un vetrino o applicarli in una fase liquida e permettere una valutazione. Viene attuato dai 25 anni in poi, con una tempistica triennale in caso di PAP test negativi, e questo è dovuto al fatto che è un test altamente specifico. Cioè, cosa vuol dire? Noi grazie al PAP test abbiamo un'elevata possibilità di riconoscere le alterazioni cellulari dovute all'HPV. L'alta specificità ha determinato che appunto nei percorsi di screening il PAP test sia iniziato dai 25 anni. Questo non perché sotto i 25 anni non esiste l'infezione all'HPV, ma come ricordate nell'85-90% dei casi questa infezione va a guarigione spontanea. Se noi estendessimo il PAP test a tutte le donne sotto i 25 anni avremmo una grossa quota di persone che in realtà andrebbero a guarigione spontanea, che sarebbero sottoposti a esami di secondo livello, addirittura interventi chirurgici, probabilmente non necessari. Invece dal 25 anni in poi il riscontro di anomalia porterà la donna a controlli più approfonditi. L'HPV test è anch'esso un test di ambulatorio, viene fatto con le stesse metodiche del PAP test, quindi lo speculum, il citrobrush e la spatolina, e riesce a riconoscere i ceppi virali oncogenici. Viene attuato dai 30 ai 65 anni, è un test che viene eseguito ogni 5 anni, quindi in caso di un HPV test negativo il prossimo richiamo sarà a 5 anni ed è un test estremamente sensibile, cioè ha una capacità molto elevata di riconoscere l'infezione. È importante considerare che essere positivi all'HPV non vuol dire avere il cancro, vuol dire solamente che come donna si deve sottoporre a dei controlli più accurati. Tra l'altro, grazie al servizio di screening, questi controlli sono organizzati dal Sistema Sanitario Nazionale e quindi la donna non deve neanche pensare a organizzare i propri appuntamenti, saremo noi che lo faremo per voi. Sia la PAP test che l'HPV test, essendo fondamentalmente degli esami eseguiti a livello ambulatoriale, necessitano di una piccola preparazione. Non possono essere eseguiti durante il ciclo mestruale, sarebbe opportuno avere un'astinenza dai rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti e non seguire terapie vaginali o lavande nelle 48 ore precedenti. Cosa succede se abbiamo un PAP test anomalo, un HPV test anomalo? La donna viene richiamata appunto a eseguire un esame di secondo livello, la colposcopia. Nel caso dell'HPV test, se noi avessimo un HPV test positivo, consensualmente nel barattolino dell'HPV test viene letto un PAP test analogo. In caso di PAP test negativo, la donna sarà richiamata un anno. In presenza pertanto nell'arco di 2 anni di un HPV test positivo o un PAP test negativo, oppure in presenza di un HPV test positivo con PAP test positivo o di anomalie già riscontrate al test, la donna eseguirà la colposcopia. La colposcopia è anch'essa un esame ambulatoriale, normalmente ben tollerato, e si avvale dell'utilizzo da parte del ginecologo di un microscopio particolare, appunto il colposcopio, attraverso il quale il ginecologo riesce a valutare la vagina, la vulva e il collo dell'utero e decidere, in base a delle colorazioni, l'acido cianico glucolo, se sia necessario eseguire delle biopsie in zone che possono risultare suggestive di un possibile danno di HPV. Queste biopsie vengono poi inviate all'anatomopatologo che ci potrà dire se sono presenti per esempio quelle lesioni preneoplastiche che possono necessitare di un trattamento. Lo scopo del trattamento è proprio asportare le lesioni, quindi se noi le asportiamo queste non potranno evolvere nel cancro invasivo. L'intervento che viene fatto in regime d'esargeri, per cui si entra il giorno e si va via fondamentalmente la sera a casa, anch'esso un intervento ben tollerato. Grazie ad ansietà termiche o l'utilizzo del laser, appunto il ginecologo riuscirà a asportare queste lesioni e quindi a evitare la loro progressione. Ora passo la parola al collega che vi parlerà di un'arma fondamentale nella prevenzione del carcinoma del collo dell'utero, che è la vaccinazione.
Buongiorno, mi presento, sono il dottor Zanella, lavoro a Cittadella come ginecologo e volevo parlarvi del perché è importante e chi può usarlo e perché è importante farlo il vaccino contro l'HPV. Allora, ripeterò un po' di concetti che ha già espresso la mia collega. Volevo ricordare che esistono più di 200 varianti del virus dell'HPV, quindi più che di un virus si parla di un'intera famiglia di virus e che l'infezione può portare certo allo sviluppo di tumori, ma che sono molto comuni anche le infezioni asintomatiche e lesioni benigne come condilomi e verruche. L'HPV causa appunto il tumore del collo dell'utero, ma ribadisco non soltanto il tumore del collo dell'utero, ma anche il tumore dell'ano, della vulva e della vagina nelle donne, e non soltanto nelle donne, ma costituisce una causa di tumore anche negli uomini. Ultimamente si rivelano sempre più tumori dell'orofaringe, di cui solo costituisce il 70%, e molto più raramente, però bisogna ammetterlo, tumori anche del pene. Questa ad esempio è una piccola piramide che trovo molto esplicativa in questo contesto. Alla base si vede come le lesioni benigne, i codilomi genitali interessano sia i maschi a sinistra sia le femmine a destra, con una numerosità molto elevata. Il cancro cervicale, come si vede, anch'esso ha una bella fetta di numerosità, interessa soltanto le donne. Più in alto possiamo vedere invece che appunto ci sono altri tipi di tumori che sono comuni sia ai maschi che alle femmine, ma che la cui numerosità è ridotta rispetto al cancro cervicale. Ribadisco anche il concetto che esistono tra questi oltre 200 tipi di HPV, quelli ad alto e basso rischio di cosa? Di sviluppare tumore. In particolare il 16 e il 18 sono di alto rischio per definizione, perché da soli costituiscono il 70% dei tumori della cervice uterina, mentre il basso rischio, come già diceva il mio collega, classici sono il 6 e l'11, che sono quelli causa dei appunto i condilomi. Ribadisco il concetto che la positività a uno di questi virus non significa avere lesioni né tantomeno il tumore al momento dello screening, è soltanto un fattore di rischio. Com'è che ci si difende? Il mio collega già prima citava il fatto che il preservativo non è sufficiente per difendersi, in quanto l'infezione attraverso la via sessuale non è l'unica che ha a disposizione l'HPV per infettarsi. Esiste anche il contatto infatti tra la pelle e la pelle, il cosiddetto skin to skin, per cui il preservativo non coprendo tutta l'area genitale non è sufficiente. Oltretutto sono state studiate ed è visto che è possibile anche altre vie di infezione oltre ai rapporti sessuali, ovvero l'autocontaminazione con le dita. È visto che l'HPV può sopravvivere sulle superfici, quindi il contatto con le mani, il contatto con le superfici sono, anche se meno frequentemente coinvolti nell'infezione, ma sono possibili vie di trasmissione del virus. Tant'è che la prevenzione va fatta anche in chi rapporti sessuali non ne ha mai avuti. E quindi come possiamo difenderci? Sostanzialmente con la vaccinazione. Allora, il vaccino contro l'HPV è stato introdotto nel 2006, inizialmente era un vaccino B o quadrivalente, ovvero contro il 16 e 18, quelli appunto che causano il 70-80% delle forme invasive maligne, o il quadrivalente aveva anche il 6 e l'11 per proteggere anche dei condilomi. Più di recente è stata introdotta invece la variante con 9 ceppi virali, che ha aumentato appunto la copertura nei confronti dei ceppi ad alto rischio di HPV, ed è quello che attualmente viene utilizzato presso le nostre sedi vaccinali. A chi è rivolto? Inizialmente era stato pensato per soltanto le ragazze di 12 anni, ovvero prima dell'ipotetico incontro con l'HPV con l'attività sessuale. Attualmente, visto che si è dimostrato efficace, molto efficace come vedremo più avanti, è stato esteso anche ad altre categorie, come ad esempio le donne che hanno lesioni già presenti di grado moderato o più, ovvero CIN2 o superiori. È stato esteso ai maschi e anche alle femmine fino ai 25 anni di età gratuitamente. Viene proposto attivamente, questo è un estratto dal decreto regionale di agosto 2019, viene proposto attivamente appunto ai ragazzi e ragazze sotto ai 12 anni di età e alle donne che presentano lesioni con C2, anche a maschi che fanno sesso con uomini, oppure ai soggetti affetti da HIV o comunque con immunodeficienze.
mentre invece rimane gratuito il vaccino, ma su richiesta appunto per i soggetti che hanno meno di 25 anni che precedentemente non abbiano appunto aderito alla campagna vaccinale. Una domanda che ci viene spesso fatta, anche in considerazione delle paure che girano sul web, è se questo vaccino sia sicuro. Prima di tutto, come tutti i vaccini, è normale che crei dei piccoli fastidi sul sito di iniezione. Rossore, gonfiore, dolore e eventualmente qualche linea di febbre sono effetti comuni a tutti i vaccini. È il meccanismo in cui funzionano, sono ben gestibili, non danno problemi di lungo termine. Esistono gli effetti gravi e tendenzialmente sono legati all'anafilassi, ovvero all'allergia ai vaccini, che è una cosa che può succedere su ogni tipo di farmaco, ogni tipo di alimento, quindi non è certo imputabile a mancanza di controlli sui vaccini e sono comunque estremamente rari. Una falsa notizia che spesso gira è che aumenta il rischio di aborto, ma di questo non ve ne prova alcuna in letteratura ed è un vaccino che è da 15 anni che viene attentamente studiato senza riscontrare problemi. Oltretutto, un'altra voce che si è diffusa, come di recente anche per il vaccino per il coronavirus, è che riduce la fertilità e anche di questo non vi sono prove in letteratura. Per chi volesse saperlo, comunque il vaccino non contiene virus, ma contiene solo le proteine del virus, quindi non è in grado di infettare. Se queste sono, diciamo, le prove a dimostrazione del fatto che il vaccino è un vaccino sicuro. Il vaccino è sicuro, ma funziona? Allora, gli studi sono, in realtà, si potrebbe dire all'inizio, perché comunque la storia è a 15 anni, ma è adesso che cominciamo a vedere gli effetti reali sulle prime ragazze, che all'epoca avevano 12 anni nel 2006, che adesso hanno 30 anni ormai, e che quindi hanno cominciato ad accedere ai programmi di screening. E i risultati sono estremamente positivi. Vi faccio presente che appunto nelle donne senza infezione da HPV, ovvero le donne, appunto le ragazzine giovani, si è passati da un'incidenza da 164 a 2 donne su 10.000 di lesioni precancerose, un calo drammatico. Questo per le donne appunto che non avevano precedentemente incontrato il virus. Anche comunque tra le donne che avevano incontrato il virus o comunque generalmente l'effetto è stato comunque presente e statisticamente significativo. Discorso un po' diverso invece per quelle che sono un po' più anziane. L'FDA, ovvero gli americani che sono sempre molto attenti nelle indicazioni, inizialmente non avevano dato l'approvazione per questo vaccino oltre i 25 anni, ma hanno, virgolette, cambiato idea recentemente nel 2018, vedendo che praticamente anche chi era tra i 25 e i 45 anni, nell'80% dei casi aveva la prevenzione o comunque la guarigione, virgolette, di lesioni persistenti o displasie, quindi dimostrando che il vaccino funziona soprattutto per i ragazzi di 12 anni, ma funziona anche per chi ha superato i 25 fino ai 45 anni sicuramente. Questo è. Vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima giornata. Salve a tutti.